Abbiamo molti posti liberi, circa 6.000, tra l'altro insieme anche con l'azienda ospedaliera che ha aperto il suo punto vaccinale a San Massimo. Invito anche gli ultra sessantenni che hanno la possibilità, che abitano nella parte sud o nord appunto delle Euganee, anche di recarsi con la massima tranquillità anche in fiera, perché lì comunque ci sono spazi e condizioni ovviamente più favorevoli per gestire appunto grandi numeri, anche se ovviamente i punti vaccinali periferici ci sono. Dopo l'apertura delle vaccinazioni ai fragili sopra i 12 anni e agli ultrasessantenni riparte la macchina vaccinale. Il consiglio che l'ULSS 6 Euganea dà è quello di prenotare le vaccinazioni. Il padiglione 6 della Fiera di Padova resta aperto anche a libero accesso, pronto ad accogliere anche i residenti in provincia, anche se si stanno cercando strutture nella bassa e nell'alta padovana. Il contagio corre, il trend però sembra stabilizzarsi, raggiungendo in questi giorni il suo apice. Le ospedalizzazioni al momento non stanno subendo forti pressioni. La situazione dei ricoveri riflette con 2 o 3 settimane di ritardo quello che succede nella popolazione generale. Fortunatamente in questo momento abbiamo un plateau dei ricoveri, abbiamo nei nostri 4 ospedali complessivamente circa 40 ricoveri, di cui 3 in terapia intensiva, e questo ci fa ben sperare, anche perché per la maggior parte dei casi non sono gravi. Novità invece per quanto riguarda il vaiolo delle scimmie. I casi a Padova e in provincia salgono a 11. Archiviato il primo cluster con 6 persone contagiate, ne sono stati riscontrati altri 2. Il primo cluster ha chiuso la sua diciamo, espressione, almeno per i casi che siamo riusciti a rintracciare. Siamo stati anche abbastanza bravi, devo dire, a trovare una catena epidemiologica che ha legato un certo numero di questi soggetti. Invece i casi successivi sono almeno in 2 o 3 diverse catene, ma sono catene brevi, diciamo di un paio di persone, perché non riusciamo a fare i tracciamenti successivi.